I veneti vogliono capire la verità sulla pedemontana e gli ascolti record dello speciale Focus con il governatore Zaia di sabato sera e in replica domenica pomeriggio lo dimostrano ampiamente. 2 ore di confronto con il direttore Luigi Baccialli che hanno permesso di chiarire i tanti aspetti di quest'opera definita strategica dallo Stato, ma soprattutto perché i veneti, per questa superstrada, siano chiamati a pagare un'addizionale regionale sull'IRPEF. È scritto nella gara d'appalto che noi dovevamo dare 29 milioni di euro per 15 anni più IVA che fa 532 milioni. Glieli anticipiamo subito. Con un mutuo acceso con Cassa Depositi e Prestiti, che per legge chiede di avere pari importo in bilancio. Una norma chiesta al Veneto, ma ad esempio abbonata alla Calabria. Se lo Stato ci dà deroga al Fiscal Compact, ci dice non considerate questa legge per questo evento straordinario, stiamo parlando di un'infrastruttura strategica nazionale, si cancella la tassa. Denaro che sbloccherà i cantieri a partire dagli indennizi. C'è scritto che nel momento in cui noi diamo la disponibilità dei 300 milioni, non eroghiamo, diamo la disponibilità, loro hanno massimo 8 mesi di tempo per chiudere tutta la partita. Spiegazioni che hanno chiarito le idee a molti cittadini, come confermano le telefonate di questa mattina a Sveglia Veneti. Credo che sia un'opera utile per tutti, per chi passa, per il risparmio che abbiamo, per la gente che può venire, che portano soldi. Quindi una cosa che finalmente se paghiamo qualcosa non vanno giù al sud o non vanno giù sulle isole in Sicilia, ma rimane qui da noi. Renata, buongiorno. Per quanto riguarda la pedemontana, sposo in toto quello che ha detto lo spettatore di Padova, mi pare, che la sera strada nostra. Un'entrata per il Veneto che la Regione potrà decidere di utilizzare per estinguere velocemente il mutuo oppure per altri settori. Oppure possiamo prendere i 220 milioni che entrano con la tassa e far cosa? Dedicarli, faccio un esempio, le scuole paritarie, gli asili, i non autosufficienti che sono a casa, gli assegni di cura. Comunque nuove tasse che, sottolinea il governatore, l'autonomia fiscale avrebbe scongiurato. Se ci fosse stata l'autonomia, lo dico anche a quelli che ancora dicono ma tanto non cambia niente, ma tanto qua, ma tanto là. Se ci fosse stata l'autonomia, avremmo potuto ordinarci i guardrail dorati, d'oro 24 carati. Cioè vorrei ricordare che noi amministriamo questa regione con una disponibilità libera di circa 50 milioni di euro all'anno. Bene, a Roma ne mandiamo 21 miliardi.